Era da tanto che si aspettava questo evento, questo momento, e finalmente è arrivato. Inizieranno finalmente, sono già iniziati i lavori per la realizzazione di quella che sarà un po' il fiore all'occhiello per tutta la comunità dei Vigili del Fuoco del Veneto, un polo didattico che risponderà alle esigenze formative dell'intera regione, e questo darà anche pregio e lustro all'intera provincia, indipendentemente dalla comunità dei Vigili del Fuoco. Quanti vigili del fuoco potranno seguire le lezioni in questo nuovo polo? Il polo didattico è stato strutturato per una recettività permanente di 40 persone, quindi ci saranno sicuramente 40 discenti alloggiati nell'occasione dei vari corsi che si potranno organizzare. Ovviamente con altre modalità si può anche aumentare la capienza delle aule didattiche. Le 40 unità sono riferite alla capacità alloggiativa giorno-notte. Quanti corsi riuscirete ad effettuare all'anno? Parlare dei corsi che si effettueranno all'anno adesso è prematuro, Ok. perché chiaramente la programmazione dipende dalla direzione interregionale. Teniamo presente che, giusto per dare un ordine di grandezza, i corsi mediamente possono durare dal più breve una settimana fino ad avere anche corsi che possono durare per diversi mesi. Quindi mediamente ci potrebbero essere una 30-40 corsi l'anno con le diverse casistiche. Comandante, ma di che corsi stiamo parlando? Quali sono le specializzazioni che si potranno ottenere in questo polo logistico? Si va dai pacchetti formativi di completamento per i vigili in primo ingresso, passando ai corsi di qualificazione per i passaggi da vigile a caposquadra, fino ad arrivare a corsi di aggiornamento e di specializzazione per le varie specialità SAF, TAF, TAS, NBCR e così via, tutte le altre specialità che abbiamo nel Corpo Nazionale. E qui arriveranno vigili del fuoco da tutta la regione? Assolutamente sì, e non è difficile ipotizzare che probabilmente ci saranno anche occasioni dove verranno anche da fuori regione.